Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ci troviamo a Carceri, in provincia di Padova, un paese vicino ai Colli Euganei, 1500 anime, e siamo qui per visitare l'abbazia costruita nell'undicesimo secolo di Santa Maria. Quindi venite con me. E adesso siamo qui e incontreremo un nostro amico. Ed eccoci qua con il nostro volontario Antonino Mazzucato, che ci ha invitato in questo stupendo luogo, quindi lo ringraziamo e lascio un po' la parola ad Antonino che ci spiega un po' la storia di questo posto. Prego. Grazie di essere venuti. Ci troviamo qui a Carceri, in provincia di Padova, nella Bassa Padovana, dove esiste da oltre 1000 anni l'abbazia di Santa Maria delle Carceri. In origine era nata come un piccolo monastero con i monaci agostiniani. Successivamente, dopo la peste del 300, è stata presa in mano dai monaci camaldolesi fino alla fine del 600. Loro hanno creato queste strutture di cui purtroppo abbiamo solo il chiostro del 1500, unico rimasto, perché altri in seguito alla vendita dell'abbazia e alla soppressione sono andati perduti, per cui oggi non sono visibili. Attualmente il servizio che facciamo noi è quello di accompagnare le persone, perché siamo un gruppo di volontari. Cerchiamo di dare maggiore informazione, ma soprattutto cerchiamo di trasmettere la nostra passione per questo luogo. La visita comprende una breve descrizione della storia del percorso di questo luogo, con la visione del portichetto, la foresteria, l'interno della chiesa, il battistero, la parte esterna del chiostro agostiniano, e poi si viene su, qui dove siamo adesso, nella loggia del chiostro cinquecentesco, dove andremo successivamente a visitare la sala degli affreschi, ex biblioteca dei monaci. Qui dove c'erano le celle dei monaci, adesso ci sono da una parte, la parte verso est, diciamo, c'è il Museo della Civiltà Contadina, con oltre 1400 oggetti della nostra storia, diciamo, fine 800, inizi 900. Ok, Antonino, puoi dire a chi ci segue quando è aperto si può visitare questo posto? Ecco, noi siamo sempre a disposizione il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 circa, prima dell'inizio della messa, la domenica mattina in un intervallo tra le 9:30 e le 11, perché poi ci sono le messe, e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 18:30, 19, e naturalmente c'è un numero di telefono al quale rispondiamo. Ok. Dopo ricordate che io sotto in descrizione vi lascio il link con tutte le informazioni, i contatti, se volete visitare questo stupendo posto. Quindi ora andiamo a sbirciare un po' in giro. Questa era l'ex biblioteca dei monaci camaldolesi, attualmente la sala degli affreschi
È una sala affrescata con affreschi per il momento ancora anonimi della fine del Cinquecento, dove sono riportati dei profeti e i 4 dottori della Chiesa. Ci troviamo all'interno del Museo della Civiltà Contadina, un museo nato 20 anni fa. Tutto è iniziato alla fine degli anni 90, quando un lunedì di Pasqua un parroco ha detto: perché non portate qui in abbazia un po' di cose vecchie che facciamo qualcosa. Da lì è nata l'idea di creare un museo, anche perché un po' alla volta sia le famiglie di carceri che famiglie delle zone limitrofe hanno iniziato a portarci tantissimi oggetti, e attualmente oggi ci sono quasi 1500 oggetti all'interno di questo spazio, che è in un percorso con varie stanze che riguardano tutta l'attività che si faceva nella nostra zona, partendo dalla rattura, la semina, la raccolta, poi c'è la stalla, la cucina, la camera da letto, la scuola con ancora quei banchetti originali del tempo, quelli dove c'erano i calamai, la stanza del falegname, del fabbro, del calzolaio, tutta una serie insomma di oggetti che meritano di essere visti. Naturalmente da vedere è anche questo plastico che è stato realizzato da una nostra volontaria, la Katia, che in 9 mesi l'ha riprodotto. Pensate che questo è cartone, e lei l'ha riprodotto sulla base di una piccola mappa che le avevamo dato, e in 9 mesi l'ha ricostruita in maniera di poter dare a tutti la possibilità di vedere com'era l'abbazia nel massimo splendore, cioè all'inizio del Seicento. Ecco Antonino, e qui adesso dove ci porti? Vi porto all'interno della foresteria, una grande struttura di epoca camaldolese. Andiamo. Ecco, ci troviamo all'interno della foresteria, questa grande struttura ampliata durante il periodo camaldolese. Le colonne sono state aggiunte dopo il 1408 perché probabilmente la quantità di pellegrini e viandanti che veniva in questa abbazia era aumentata in maniera esponenziale durante il periodo appunto dei monaci camaldolesi, per cui sopra, quando c'erano i monaci, sicuramente ci sono stati dei grandi spazi dove ogni persona trovava il suo posto per essere a riparo durante il periodo di soggiorno.
Ed eccoci qui verso la conclusione di questo giro, che è stato a dir poco stupendo, quindi vi invito ovviamente a visitarlo e lascio un attimo la parola a Antonino. Ecco, ringrazio Luca per essere venuto qui all'Abbazia di Carceri per farci un po' di pubblicità, perché ne abbiamo bisogno. Sicuramente tanta gente che abita anche qui nella nostra zona non conosce questo luogo, per cui vi invitiamo a venire a Carceri negli orari e nelle date che abbiamo già prima ricordato. Qui siamo nella parte più antica dell'abbazia, potete vedere questo è un gioiello della nostra abbazia di Carceri del periodo agostiniano. Grazie Luca. Ringrazio Antonino del giro e di quello che mi ha spiegato, mi ha fatto conoscere. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima esperienza. Ciao!